mi chiamo Cristina Ghiringhello e sono il direttore di Forema e vi porto semplicemente un saluto per dirvi che questo è l'ultimo appuntamento del mese della formazione che ha visto 8 incontri su varie tematiche qui a Padova. Oggi nello specifico, come avrete visto ovviamente dal programma, parliamo di un progetto che riguarda l'ambiente, quindi una delle tematiche ovviamente molto care al sistema confindustriale. Quindi vorrei solo ricordare, per chi non lo sa, cos'è Forema. Forema è probabilmente se non la principale, una delle più importanti realtà della formazione nel nord-est. Fa circa 50.000 ore di formazione all'anno, 80 progetti finanziati, 1.800 aziende coinvolte, 20.000 partecipanti coinvolti nei vari percorsi formativi, quindi una realtà di cui noi come Confindustria Padova andiamo certamente molto fieri e siamo più che soddisfatti di quella che è l'attività che viene promossa da Forema, che viene svolta e che come Confindustria Padova anche contribuiamo a svolgere. Però veniamo al tema velocemente di questa sera, la Blue Economy. È una rivoluzione culturale, un cambiamento epocale e sicuramente rivoluzionario nell'approccio che dovrà caratterizzare il modo di fare impresa. E anche quindi un insieme di soluzioni tecnologiche e imprenditoriali nuove che promettono di aiutarci ad avere un futuro più prospero e sostenibile. L'ILO è l'International Labour Organization delle Nazioni Unite e si occupa di lavoro. È l'unica agenzia delle Nazioni Unite che è tripartita, cioè costituita nel 1919 da imprenditori, sindacati e governi. È stato un piccolo imprenditore a lanciare questa idea e ha subito trovato nella sua idea un sindacalista e hanno costituito a poco questa organizzazione internazionale del lavoro. Allora, siamo in una terza ondata ecologica, la prima appunto nata negli anni 60 dove l'impresa cominciava a capire che i suoi rifiuti potevano disturbare l'ambiente. Capito questo, andiamo nella seconda ondata tecnologica anni 90 dove l'impresa comincia a inserire tecnologie verdi, anche pensare un po' al risparmio energetico e adesso la terza e per ora ultima, perché non avremo altre possibilità di cambiare proprio i processi produttivi. Si parlava prima di profitti, ma profitti anche duraturi, perché si tratta proprio dell'esistenza dell'impresa. Allora noi ci troviamo di fronte a due eventi internazionali, ne cito solo due perché insomma, il tempo è molto breve, ed è il primo proprio a distanza di un mese, tra il 28 di novembre ci sarà a Durban il congresso, la conferenza mondiale sul clima e voi sapete da Copenaghen a Cancun non si riesce a capire cosa fare sul protocollo di Kyoto, c'è la Cina che dice non potete fermare le nostre imprese, gli industriali europei dicono no, bisogna assolutamente difenderci, bisogna ridurre le emissioni, eccetera. Quindi c'è un grande dibattito, ci sono 195 paesi in cui anche 195 responsabili di paesi, anche della Confindustria, che dovranno decidere che cosa fare, se continuare con questo ritmo. Vi consiglio un libro fatto dalle Nazioni Unite, le 100 belle cose che non si vedranno più, tra cui c'è anche Venezia, quindi l'aumento di 2 gradi ci porterà alla distruzione e quindi noi dovremo decidere, non si decide purtroppo, e questo è un problema grave. Il secondo evento molto importante a livello planetario appunto è la conferenza sullo sviluppo sostenibile a Rio de Janeiro nel 2012. Sapete che lo sviluppo sostenibile è inteso come la soddisfazione dei bisogni attuali senza compromettere quelli delle generazioni future, ma non si sa se a questo ritmo ci saranno le generazioni future. Non è più come 20 anni fa quando si parlava di lungo termine, di energia. Nel 2050 addirittura c'è la Commissione europea che oltre al 2020, 20 di emissioni, riduzione, risparmio energetico rinnovabili, ha anche adesso con grande enfasi proposto un'azione per il 2050, proprio per come limite dello sviluppo non soltanto nostro ma anche di tutto il pianeta. Il passaggio successivo è la riflessione sul limite del concetto attuale di sviluppo, tutti temi molto, molto alti, però molto caldi, che
se declinati riguardano anche noi, la nostra intrapresa, il nostro territorio, il fatto di poter ricostruire anche l'intrapresa partendo da innovazioni sia incrementali che strutturali, piccoli suggerimenti, no? Le piccole visioni che diventano grandi visioni, se innestate all'interno di un ciclo come può essere quello dell'LCA, la necessità, la necessarietà forse di un raccordo costante in chiave di condivisione tra la scienza barra la ricerca, sia primaria che applicata, e l'intrapresa, un focus che si sposti dalla lettura sui costi alla lettura sugli investimenti e che punti a valorizzare il capitale umano e il capitale associativo. Per cui io sono partita dal Planet e di fronte ai giovani che dico tutte le cose dal quale poi viene il profit nascono comunque dallo studio, dalla competenza, dal credere in quello che si fa. Per cui ci sono state dette parole forti adesso al professor Tezza che riguardano il pianeta, riguardano il nostro futuro e quindi che non riguardano business, profit o altre cose, riguardano la nostra vita. E mi ha fatto piacere ricordare queste 3 parole perché ci riempiamo dalla bocca di sviluppo sostenibile. Lo sviluppo sostenibile è un equilibrio tra profit, tra people, tra noi che viviamo il nostro e il pianeta. Dalla compliance legale che ci hanno spinto le normative e hanno spinto le nostre aziende ad adeguarsi, e molti imprenditori che io ho conosciuto, proprietari di aziende, non è che all'inizio amavano, non trovavi l'imprenditore che diceva che bello mi sistemo, era una spinta rispetto della legge, ci sono le sanzioni e tutto. Il mio lavoro agli inizi, quando ho iniziato con l'azienda, era un lavoro legato proprio a aiutare le aziende a far rispettare queste legislazioni ambientali. E oggi siamo in 35, abbiamo iniziato a fare questo lavoro, la mia azienda fa anche un buon fatturato come terziario avanzato, però io mi è piaciuto tanto perché sono in linea con le parole chiave e con lo sviluppo, ho detto il mio mestiere non sarà la compliance legale delle aziende, non sarà andare a verificare le aziende, fargli gli audit, come gestisci i rifiuti, come gestisci le acque, come fai i trattamenti delle acque, delle emissioni, eccetera. Io voglio dare di più. E tenendo conto che io lavoro anche con gli enti pubblici e questo dare di più che per me voleva dire negli anni trovare sempre delle nuove forme di rispetto del pianeta economicamente compatibili, voleva dire credere nella ricerca anche nella mia azienda di progettazione, per cui cosa potevamo fare di più. La crisi mi ha aiutato proprio a sviluppare questa idea. Perché oggi le parole d'ordine, solo quello che ha ripetuto anche lui alla fine, è l'innovazione. E dall'innovazione possiamo creare nuovi mercati di lavoro, ma è efficienza e risparmio. Noi abbiamo deciso, io e questo mio collega, di mollare il nostro lavoro, abbiamo trovato degli investitori che hanno creduto in noi, abbiamo creato un'azienda e ad oggi siamo una società operazioni che si appresta ad avere 2 milioni di euro di capitale sociale, tra i primi 10 società in Italia come numero di lampioni a LED installati sul territorio italiano, con installazioni già in Francia, Svizzera, Senegal, Angola, Cina, Corea, Giappone, quindi con anche puntando verso l'estero. Ma cos'è che ci differenzia realmente? Qual è il presente di Arianna? Noi siamo partiti da quelli che erano i dispositivi di illuminazione a LED, quindi il LED è una sorgente puntiforme che fa molta luce. I lampioni a LED, chiamiamoli tradizionali, sono fatti da una matrice di LED che spara direttamente sulla strada. Questo comporta una serie di problemi, tra tutti abbagliamento perché LED fa molta luce, disuniformità perché LED tende a fare più luce in asse e poca efficienza perché per ovviare a questi problemi tutti gli altri costruttori hanno cominciato a studiare, a focalizzare i loro studi su delle lenti da applicare LED. Quindi la luce attraversa questa lente che viene diffusa. Noi abbiamo deciso un po' di rivoluzionare questo sistema. Abbiamo realizzato prodotti per l'illuminazione stradale, per l'illuminazione urbana, quindi con un design studiato, per l'illuminazione delle gallerie e adesso stiamo portando avanti un nuovo progetto per l'illuminazione delle grandi strade, quindi autostrade che probabilmente da d'ora in avanti saranno illuminate. Futuro, la terza parte della storia. Ci sono degli studi che dicono che entro il 2014 circa il 40% dell'illuminazione stradale sarà LED. Quello che so è che oggi in Italia
si spendono circa 6.000 miliardi di watt per la sola illuminazione stradale, vuol dire 1 miliardo di euro vengono spesi per pagare bollette. Di questo parco di illuminazione il 60% è a bassa efficienza, quindi che può essere sostituito con risparmi energetici anche del 75%. Ognuno di noi contribuisce con le proprie tasse per 25 euro all'anno per sostenere i costi dell'illuminazione pubblica. Questi costi, sempre attraverso un'illuminazione più efficiente, che dura di più, che dura 20 anni invece dei 2 anni dell'illuminazione tradizionale, possono essere tagliati anche del 75%. Ciò vuol dire che una famiglia di 4 persone potrebbe risparmiare oppure vedere i propri soldi investiti meglio per 75 euro all'anno. E provengo da una carriera quasi tutta nel settore delle due ruote. Per più di 23 anni ho bazzicato, diciamo, le marche più importanti europee del settore due ruote. E potrei sintetizzare quello che è appena stato detto dicendo che il mercato dice vai avanti tu che a me viene da ridere. Nel senso che quando l'imprenditore, quando l'azionista della Oxygen mi ha contattato, io ho pensato ma lei è matto, no? E devo dire che in diversi anni di operazione, se lo guardiamo con i metri classici, è veramente matto, perché sono persone che di tasca propria ogni anno mettono diversi milioni di euro a ripianare le perdite che derivano dalla necessità di investire una certa somma di denaro sia nello sviluppo tecnico che nello sviluppo dei mercati che però ancora non permettono di ripagare questi investimenti. Allora, Oxygen, vi dico 2 parole, spero di andare veloce, è nata nel 2002 con un veicolo rivolto al consumer in Lepton che ha avuto un buon successo, si è venduto anche negli Stati Uniti, e abbiamo ancora a 10 anni di distanza clienti affezionati che comprano pezzi di ricambio per questo veicolo. È stata la prima a introdurre le batterie al nickel zinco, la prima a introdurre le batterie agli ioni di litio, e diciamo che dal 2008 ha avuto la capacità di interessare e di servire un cliente importante che sono le poste svizzere, che col cargo scooter, che ha conosciuto comunque delle evoluzioni, ha oggi la flotta elettrica di 2 ruote più importante al mondo. Quindi il veicolo diventa economicamente competitivo, diciamo più o meno 5%, con veicoli tradizionali su quello che è il ciclo di vita. Ovviamente il costo d'acquisto è molto più alto, ma i costi di utilizzo sono molto più bassi, i costi di manutenzione pure. Una cosa importante da dire sul veicolo a 2 ruote elettrico, in particolare il nostro, è che contrariamente all'auto, che è ancora abbastanza nella fase di dimostrazione, si possono ottenere autonomie che sono più che accettabili nell'uso normale. Tipicamente in Europa l'utilizzo del mezzo a 2 ruote, scooter, quindi urbano, difficilmente prevede percorrenze di più di 60 km al giorno. I nostri modelli possono andare a 60, 90 o 120 km di autonomia con una ricarica.